sto vicino a te, sento un gran silenzio dentro me, non so nemmeno dirti voglio bene, ma proprio quando sto per dire a te quale dolce sogno sei per me, non so nemmeno dirti voglio bene. Il comico chi era? Dunque, il comico in quell'occasione era Russell. Ora, a proposito di comici, non so se tu hai notato che in tutti i paesi del mondo le commedie musicali vengono trattate come dei copioni, cioè si scritturano degli attori per interpretarle. In Italia invece no. In Italia ci sono delle esigenze comiche da rispettare, per cui il copione viene scritto sull'attore, cioè si capovolge la situazione. Praticamente ora, essendo i nostri comici più famosi, D'Apporto, Russell, Russell è già cantante, certo. ma D'Apporto, Chiari per esempio, Billy e Riva ai loro tempi non erano dei cantanti. Cantavano. Sì, cantavano, ma insomma quando c'era proprio il motivo della commedia musicale, capitava che diciamo così, gli impresari scritturassero dei cantanti apposta per cantare le canzoni. Tipo, per esempio, ti ricordi un trapezio per Lisistrata, Sì. che tu hai nominato prima, d'altronde? Dunque, c'erano Manfredi, Panelli e Carotenuto. E c'era per cantare il quartetto Cetra. Ti ricordi che cantavano Donna? Donna, la faceva bossa nova. Sì. Donna, tutto si fa per te, tutto pur di piacere a te, tutto per un tuo bacio, per un sì, per un no, per te, perché sei donna, gioia di vivere, donna, favola splendida, sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama amore.